Buongiorno, la rassegna stampa del 26 luglio a TG Plus. Partiamo con la nuova di Venezia e Mestre per la pagina veneziana. Vedete che Zaia, danni per 100 milioni nel gruppo. Questo è un titolo usato già 2 volte in questi giornali. Parla il Presidente dopo una settimana di temporali violenti, stato di emergenza e calamità naturale. Il governo deve assolutamente aiutarci. La riviera del Brenta e Portogruarese flagellati da vento, acqua e grandine. La riviera del Brenta, poi ricorderà tanti anni fa anche quel tornado che devastò, insomma non è finita mai. Fuggi dalle spiagge, abbiamo perso 5 milioni, il litorale piange. Funivia dal Marco Polo, il progetto di Save per un collegamento con il centro storico, che sarebbe anche interessante, bisognerà vedere poi come si realizza. Stop alla musica. Dopo le 23, vigilantes contro gli schiamazzi. Questa è un'ordinanza che arriva a Venezia, secondo la nuova di Venezia e Mestre. Andiamo sul Gazzettino. Maltempo, il nord devastato, Veneto, Friuli e Lombardia, stato d'emergenza, Zaia, feriti e danni ingenti, calamità per l'agricoltura. Il parroco di Gloria dice non giudico, prego per tutti. Si parla di questo e si parla di altro, anche di sport. Vedete che c'è manca il bis per un soffio, è ancora sul podio, argento nei 100 d'orso. Abbiamo trovato questo nuovo nuotatore che ci dà tante soddisfazioni. Vedete che nella fotonotizia ancora una volta vado a vedere questo masso di ghiaccio che fa addirittura paura. A Friuli piovono massi di ghiaccio, è una cosa incredibile, è una cosa impressionante. Se ne parla anche sul Corriere del Veneto, sassi di grandine, decine di feriti. Zaia dice segnalazioni di blocchi da 150 grammi, eccoli qua, 2 persone gravi, campagne in ginocchio. E professionali fai da te, aiuto l'auto, questo è un concessionario, comunque vedete, spopolano i kit da difesa, sono molto usati dai concessionari questi, perché si montano in un attimo e si possono mettere davanti sopra la macchina, a parte che in certi posti, poi lo vedremo, è andato anche a bucarle le reti, perché masso a 150 grammi probabilmente la rete la buca. L'autista tedesco che investire Bellin, torno e mi faccio arrestare, era ora, diciamo tutti noi. Il patriarca contro il suicidio assistito. Logico che non tutti sono d'accordo, perché la faccenda che abbiamo visto ancora già da ieri lascia un po' l'amaro in bocca e molto fa pensare. Movida molesta, Brugnaro mette silenziatore ai locali dalle 23, già visti anche su altri giornali. Venezia, andiamo a vedere che cosa dice la pagina di Notizie Plus. Limitazioni agli orari dei pubblici esercizi, è stata firmata l'ordinanza. E Di Bari, che è il prefetto, a Jesolo dice che calano leggermente i reati. E poi grandine, Coldiretti, distrutti anche gli impianti di protezione. Vedete che anche di questo si parla. E quel famigerato granchio blu, la situazione sta diventando drammatica, le vongole e le cozze se le mangia tutte lui e l'economia comincia ad avere grossi problemi. Per Venezia è tutto.